Pezzi di cartongesso caduti a terra, vistose chiazze di acqua. Ecco come si presentava la sede del Comitato Italiano Paralimpico Veneto allo Stadio Uganeo, quando le dipendenti hanno aperto gli uffici dopo la chiusura del fine settimana. Le piogge delle scorse ore hanno provocato il crollo del soffitto e allagato i pavimenti delle stanze che si trovano sotto la curva nord dello stadio. Il crollo è avvenuto in un momento in cui la sede era chiusa, ma la preoccupazione è tanta visto che sarebbe potuto avvenire anche in orario d'ufficio, mettendo a rischio l'incolumità dei dipendenti. Il presidente del CIP Veneto, Davide Giorgi, ha già contattato l'assessore allo sport di Padova, Diego Bonavina, che si sta interessando per ripristinare gli spazi che attualmente sono stati dichiarati inagibili. Sembra che a causa dei lavori che abbiamo sopra le tribune per l'installazione dei seggiolini e delle sedute sia ceduto il tutto. Quindi stiamo confidando adesso del fatto che l'impresa che sta svolgendo i lavori possa ripristinare quanto prima la sede, però non abbiamo ad oggi un giorno, una data da assicurare per cui assicurare l'apertura. Quindi insomma confidiamo sull'intervento del Comune. Il danno è da quantificare. Le impiegate del CIP che hanno scoperto il crollo nel frattempo si sono attivate con scoppe e secchi per tamponare la situazione, ma al momento la sede resta chiusa.